Ma vi devo confessare anche che quella di stasera è una conferenza trabocchetto. Voi sapete che ci sono delle statistiche diffusissime che dicono che la gente quando va in museo, quando va a vedere i dipinti delle mostre, sta davanti a un dipinto in media un minuto e mezzo se va bene. Questo per forza di cose, perché sono tantissimi, però c'è anche una critica nella distrazione che ognuno di noi adopera per esaminare un'opera d'arte che invece magari ha richiesto un tempo dilatatissimo e amplissimo per essere progettata e realizzata. Bene, per alzare la media, questa sera staremo tutta la conferenza solo davanti a un dipinto e così la sala si svuotò. No. Ma per giustificare questa scelta devo anticiparvi delle conclusioni, o quantomeno farvi capire come mai ho deciso di parlare solo di un dipinto, perché è veramente azzardato. Il dipinto è noto, penso che tutti voi l'abbiate visto riprodotto oppure visto dal vivo. Si trova a Venezia, nel Palazzo Ducale di Venezia, per la precisione nella sala dello scrutinio, che per intenderci è quella sala che quando voi entriamo nella sala maggiore, nella sala del Maggior Consiglio, in fondo sulla destra appunto c'è un'anticamera e poi c'è la sala dello scrutinio. La sala dello scrutinio aveva una funzione fondamentale a Venezia perché era appunto, come dice la definizione, era utilizzata per le elezioni dei dogi. Ma non solo, era per esempio già l'epoca in cui ci troviamo, poi dopo scendiamo nelle date, era anche sede della Biblioteca Marciana, che attualmente invece si trova in un'altra sede. Dunque una sala importante del palazzo che, come tante altre sale, in particolare la sala del Maggior Consiglio, venne sfruttata dal punto di vista figurativo per realizzare dei dipinti che ripercorressero la storia degli eventi più gloriosi della Repubblica di Venezia. Questo accadde perché ci furono 2 incendi del palazzo, e in particolare quello che ci interessa più di vicino è un incendio che avvenne nel 1577, quando Sebastiano Venier, ormai ritornato dalla vittoriosa battaglia di Lepanto, era doge, e in seguito a quell'incendio il Senato e il Collegio decisero di ricostruire il palazzo e di chiedere agli artisti del momento di decorarlo con un nuovo ciclo di pitture, di grandi dipinti, di teleri. E fra questi teleri ce n'era uno che era stato già realizzato dal Tintoretto all'indomani della battaglia nel 1572, ma che purtroppo andò perduto con l'incendio. Quindi si trattava di sostituire il telero perduto del Tintoretto, che raffigurava sempre lo stesso tema, cioè la battaglia di Lepanto, con un nuovo dipinto che più o meno occupasse lo stesso spazio che gli era stato riservato in precedenza e che parlasse appunto della battaglia di Lepanto e del suo eroe per eccellenza, Sebastiano Venier. Voi vedete una riproduzione di questo dipinto, ma per renderci conto della sua dimensione io vi posso dire che insomma è alto 5 metri, per l'esattezza 5,20 metri, ed è lungo ben 13,9 metri, cioè quasi 14 metri. Si tratta di un telero enorme, che quando è visto dal vivo dà proprio l'idea di assistere di persona a uno spettacolo grandioso che appunto è quello della gloriosa vittoria del 1571. Bene, strana come scelta, ripeto, come vi dicevo prima, perché sarebbe stato forse più interessante esaminare dei dipinti o delle incisioni che hanno raffigurato la battaglia di Lepanto subito dopo
il suo esito. Quindi di dipinti che si muovono attorno al 1572-73, perché avremmo colto attraverso quei dipinti le opinioni, le convinzioni degli autori e dei committenti nel vivo e subito dopo la vittoria che viene celebrata a Venezia con festeggiamenti indicibili, di popolo soprattutto. Questo dipinto è noto. Se voi leggete una guida o un libro di Palazzo Ducale sicuramente lo trovate menzionato, ci sono di solito alcune righe di spiegazione, non è stato molto studiato, forse perché appunto è stato realizzato dopo. Per quanto riguarda la datazione, siccome è stato dipinto dopo il 1577, la critica è discorde, diciamo si va dal 90 al 92, io personalmente, ma non sarà oggetto di una mia dimostrazione stasera che ci richiederebbe molto tempo, ritengo che il dipinto sia stato realizzato nel 1587. Quindi facendo i conti, siccome dopo Lepanto i veneziani stilarono la pace con l'impero ottomano nel 1573, possiamo dire, se è valida la mia datazione, ma credo proprio di aver tirato fuori i documenti giusti, questo dipinto viene realizzato per sostituire quello del Tintoretto realizzato all'indomani della battaglia, andato perduto, lo ripeto, ma è stato realizzato dopo 14 anni, dal 1573, che viene stilata la pace fra Venezia e la Casa Ottomana. E forse questa è la ragione per cui gli storici dell'arte, la critica non si è soffermata più di tanto, se non facendo alcune osservazioni, diciamo anche abbastanza affrettate, perché era un dipinto che si inseriva nella volontà della Repubblica di Venezia di allestire un ciclo sulla storia della Serenissima, e quindi questo è sicuramente un episodio cruciale, fondativo della storia di Venezia, ma non più di tanto, e quindi quando poi ci si porta a parlare di questo dipinto si sorvola e si dice pochissimo. Io in realtà che non mi sono mai occupato di dipinti di battaglia, anche se mi sono occupato tantissimo di architettura militare. Ogni volta che passavo di fronte a questo grandissimo telero mi sorgevano dei dubbi. Ogni volta che passavo si aggiungeva un altro dubbio. Insomma, e poi dopo sono quelle cose che dicono sì, me ne occuperò, poi è finita sempre, finché ho trovato il tempo per occuparmene e per scoprire degli aspetti della raffigurazione della battaglia di Lepanto che sono veramente cruciali per capire che cosa accadde a Venezia dopo la pace stipulata con la Casa Ottomana, per capire come la visione della storia, che pur si dipana nel ciclo intero di Palazzo Ducale, quando arriva a Lepanto non è semplicemente basata sulla rappresentazione dei fatti, ma è un racconto fatto a posteriori, abbiamo detto 14 anni dopo la pace e se vogliamo 16 dopo la vittoria, è un racconto che non, apparentemente ci fa vedere ciò che accadde, ma in realtà se lo esaminiamo a fondo, ed è quello che faremo stasera, ci accorgiamo che è un racconto che è stato modificato, che è stato alterato non per capriccio, ma per necessità propagandistiche e politiche. Quindi attraverso questo dipinto enorme, gigantesco, affrontato dalla critica in maniera insufficiente, noi scopriremo degli aspetti di quello che è il mito di Venezia, di quello che è l'immagine che Venezia ha voluto dare di sé in un'opera di questo genere che, ripeto, ha delle dimensioni veramente eccezionali. L'autore di questo dipinto è un pittore non rinomatissimo, almeno
per il grande pubblico. È il Vicentino. Andrea Michiel, il Vicentino, è stato, diciamo, vicino alle botteghe di Veronese e del Tintoretto. E quando il Vicentino è stato chiamato dalla commissione che doveva scegliere i soggetti e doveva indicare i vari pittori che poi hanno illustrato il ciclo storico di cui vi parlavo, questa commissione era composta da 2 patrizi. Uno si chiamava Giacomo Contarini, persona di grandissima cultura, e l'altro era Giacomo Marcello. Questi 2 patrizi, su incarico del Senato e del Collegio, stabiliscono il programma, quindi dividono i soggetti e per individuare questi soggetti si avvalgono di uno storico professionista dell'epoca che era un monaco camaldolese che si chiamava Girolamo Bardi. Questo Girolamo Bardi poi scrisse una guida di tutti questi soggetti che noi utilizziamo tutt'oggi per capire dove fossero posizionati, quali soggetti, come mai è stato scelto un episodio della storia di Venezia piuttosto che un altro, eccetera, eccetera. Quindi una guida preziosissima per capire e per contestualizzare tutta questa operazione culturale, propagandistica, gigantesca, perché di fatto illustra e decora la sala del Maggior Consiglio e la sala dello scrutinio, dove noi ci troviamo oggi. Io del Vicentino non vi parlerò più di tanto perché mi dovrei dilungare e quindi non è necessario ai fini degli obiettivi che mi propongo stasera. È comunque è un pittore che si può annoverare nella perfetta tradizione pittorica veneziana, perché noi sappiamo che è presente a Venezia, nonostante la sua provenienza, è presente a Venezia dal 1572, è vicino alle botteghe più importanti e nel momento in cui viene chiamato, cioè quindi negli anni 80 del Cinquecento, è sicuramente uno dei protagonisti del rifacimento e della realizzazione del nuovo ciclo decorativo di Palazzo Ducale. Per chi è curioso e risiede a Mestre, se voi conoscete la chiesa dei Cappuccini, immagino di sì, nell'altar maggiore della chiesa dei Cappuccini c'è la pala principale, è proprio di questo pittore, lo stesso pittore che ha realizzato il dipinto che esamineremo stasera. È una pala che raffigura la Madonna in trono, mi pare tra San Carlo Borromeo e alcuni santi francescani che sono avvicinabili al culto dei Cappuccini. Va bene, questa è la premessa. Adesso andremo a vedere che cosa c'è di tanto particolare in una opera di questo genere. E prima di entrare nel dettaglio, io comunque vorrei fare un giro con voi per farvi vedere, almeno vedete che è una scena che ha una fascia orizzontale inferiore con le figure dei soldati con proporzioni maggiori, perché il pittore tiene conto del fatto che l'osservatore, essendo più vicino a questa fascia, a questa area della scena di Lepanto, al golfo di Patrasso dove si svolge la battaglia, aumenta le figure perché queste figure sono più vicine all'osservatore, quindi è una regola prospettica. Poi, man mano che si procede verso l'orizzonte, vedete che sia le galere, le numerose imbarcazioni che si stanno affrontando, che i contendenti che si stanno affrontando in scontri cruentissimi, diventano sempre più piccoli e minuscoli per l'effetto della lontananza. La scena è intervallata da nuvole densissime che sono causate dagli spari delle artiglierie e in lontananza, in alto a sinistra, si possono intravedere alcune particolarità del luogo, in particolare queste che voi vedete sono le cosiddette isole curzolari e una di queste è il Monte Malcanton. Tutto quello che vedete sembra disposto un po' così, ma in realtà c'è una perfetta conoscenza da parte del Vicentino del contesto geografico e degli avvenimenti. Questo ha potuto farlo non perché fosse presente al fatto, ma perché ha potuto sentire i testimoni, ma soprattutto il Vicentino, lo scopriremo fra un po', ha potuto usufruire di incisioni realizzate nel 1572
che vennero stampate all'indomani della vittoria di Lepanto e che vennero prodotte proprio grazie ai racconti dei diretti testimoni di questi episodi. Ecco, al centro, ma ci ritorneremo dopo, vedete questa grande galea rossa, il suo colore inconfondibile è il colore di Venezia, è la galea di Sebastiano Venier, che sta investendo quest'altra galea che vedete in orizzontale ed è di colore verde, quindi il colore che si addice alle galere ottomane, e questa è la galea dell'ammiraglio della flotta ottomana, che è Ali Pascià. Io l'ho abbreviato, ma il suo nome sarebbe Capodan Pascià Muezzin Zade Ali. Ecco, lo chiameremo Ali per brevità. Ma quindi c'è lo scontro principale fra le galee, se vedete, sono raffigurate con proporzioni leggermente ingrandite rispetto a quelle più vicine, proprio per portare l'attenzione dell'osservatore su questo avvenimento cruciale per la battaglia di Lepanto. Ma ripeto, prima di entrare nel vivo dell'analisi di questo dipinto, io vorrei fare una passeggiata con voi e vederlo più da vicino. Comincio da sinistra, va bene? Vedete che qui ci sono delle figure, sono quelle più grandi per proporzione. Questi sono dei turchi che armati di arco stanno mirando contro i nemici della flotta cristiana. Molti uomini in acqua, la battaglia ormai avviata da alcune ore e gli storici dell'epoca raccontano spesso e volentieri che l'acqua di Lepanto si macchiò di sangue talmente tanto che divenne rossa e che alla fine della battaglia era piena di corpi di cadaveri che galleggiavano. Naturalmente, siccome questi cronachisti erano diciamo di parte cristiana, evidentemente si parlava solamente della parte avversa e il vicentino ne tiene conto di questo, perché se voi vedete qui in questa imbarcazione turca, dove ci sono questi soldati che stanno scagliando le loro frecce, vedete che uno di questi col turbante sta cercando di tirare in barca uno dei suoi amici, ma che è orrendamente ferito con un colpo di arma bianca sulla testa. Qui ci sono altre scene, qui c'è una persona di colore, ormai deceduta, orrendamente segnata da colpi sempre di arma bianca, e vale la pena spendere due parole, perché i combattimenti navali, il combattimento navale di Lepanto, ma anche quelli precedenti, quando le navi erano a distanza si svolgevano con delle cannonate e con i tiri di archibugio e di frecce, ma il momento cruciale della contesa avveniva con l'arrembaggio. Quindi le navi si avvicinavano tra di loro, si incatenavano una con l'altra e le truppe, a seconda delle circostanze, salivano o scendevano sul ponte avversario per occupare e impossessarsi della nave nemica. A volte si legavano tra di loro anche 3, 4, 5 navi, per cui voi dovete immaginare la battaglia come tante battaglie campali una vicino all'altra, a seconda degli agganci tra le navi, e così venne descritta anche dai cronachisti dell'epoca. Naturalmente molta gente veniva sbalzata dalla nave, orrendamente uccisa dai colpi di archibugio oppure dalle frecce, ma anche dalle armi bianche che venivano usate dalle truppe di assalto, e quindi naturalmente uomini in acqua. Qui c'è la concitazione della battaglia con varie scene tragiche, con molti turchi sotto i remi della stessa imbarcazione di Ali Pascià, scene di disperazione per marcare che cosa? La gloriosa vittoria di Lepanto. Qui tra i difensori, che sono invece quelli cristiani, spicca lo scudo con il leone marciano, e quindi evidentemente questa piccola scialuppa è una scialuppa di veneziani che sta infierendo
contro i nemici. E su questa scialuppa noi addirittura possiamo vedere la firma di Andrea Vicentino, Andrea Vicentinus Fecit. Poi andiamo avanti, ci sono persone che cercano di aggrapparsi ai remi della galera di Sebastiano Venier, ma un archibugiere veneziano sta sparando a questo povero soldato che si trova in questa posizione. Qualcuno disperatamente appunto cerca di aggrapparsi ai remi, molta gente non sapeva nuotare, quindi cadere in acqua anche se uno non era ferito significava annegare. Qui addirittura c'è qualcuno che tenta un approccio individuale alla galera veneziana, qui sopra c'è il nostro Sebastiano Venier, ma lo vedremo dopo, e viene rigettato da questo armigero. E così via, qui c'è un turco con un archibugio, un altro con le frecce, va bene, e qui proseguiamo, di nuovo scene di gente che annaspa e che muore in acqua. Qui abbiamo questa testa, non mi chiedete di chi è perché non sono riuscito a capire che personaggio può essere, sicuramente un alleato, probabilmente uno spagnolo. Alcuni sostengono che l'autoritratto del Michele, ma Michele non è stato presente alla battaglia e non avrebbe senso raffigurarsi in acqua attaccato a quello che resta di un remo. E questo rimane ancora un mistero. Comunque, poi vediamo questa scena proseguire, adesso non voglio dilungarmi troppo, e ogni tanto sulle navi, sulle imbarcazioni compaiono degli stemmi eraldici. Questi stemmi eraldici, poi dopo ne vedremo tanti altri, sono stemmi delle famiglie veneziane che hanno partecipato alla battaglia di Lepanto. Quindi, ecco qui ancora, vedete scene di questo genere, un altro scudo con il leone marciano, e così via. Questi stemmi, disseminati in tutta la scena, in tutto il teatro di Lepanto, qui di Palazzo Ducale, sono un evidente tributo alle famiglie che hanno sacrificato la propria prole, le proprie forze per la battaglia, per il conseguimento della battaglia. E quindi diciamo che questo dipinto venne realizzato anche da una parte per riconoscimento. Appartenere a una famiglia che ha partecipato alla battaglia di Lepanto a Venezia era un titolo onorifico di incommensurabile valore. Quindi riportare lo stemma familiare in questo dipinto dava vanto a molti dei patrizi veneziani di potersi indicare e di poter raccontare, magari, che ne so, ai figli o ai nipoti la battaglia stessa. Ma vi farei notare però una cosa, che mostrare lo stemma senza indicare il nome del patrizio che ha partecipato di persona è un tributo ancora maggiore verso il patriziato veneziano, perché ciò che conta non è il singolo che è andato a sacrificarsi per la Repubblica nel Golfo di Patrasso, ma è l'appartenenza al blasone familiare che conta e che è un motivo di vanto nel corso dei decenni e dei secoli. Quindi questo è un dipinto che cerca di unificare il patriziato veneziano, che probabilmente, siccome non siamo molto distanti da questo episodio, abbiamo detto 16 anni dalla battaglia, probabilmente non aveva bisogno di tante indicazioni, perché se io vedo lo stemma di un Contarini o lo stemma di un Barbarigo, da bravo veneziano so benissimo anche i nomi delle persone che erano presenti sulla scena della battaglia. Qui vediamo Ali, dopo ci ritorneremo, la sua nave, la sua galera detta la Sultana. Avevano queste galere come quelle veneziane, occidentali, insomma, avevano dei fanali di riconoscimento e la galera ammiraglia aveva sempre 3 fanali, va bene, quindi era un segno di riconoscimento con le mezze lune, tra l'altro un dipinto molto affascinante, dipinte molto bene,
Vedete che questo telero è veramente avvincente perché si dilunga nei minimi dettagli. Quassù siamo vicino al Monte del Malcontenta e qui, vedete questo stemma, è lo stemma Barbarigo. Quindi so che questo signore che vedo più piccolo, perché è più lontano, è Agostino Barbarigo, che chi conosce la storia della battaglia di Lepanto sa che è uno degli eroi veneziani morto in battaglia perché colpito da una freccia, il quale però, vedete, è sulla tolda della nave, non viene raffigurato nel momento di questo incidente fatale e viene raffigurato con questo gesto che è un gesto oratorio, è come se il Barbarigo, prima di morire, anziché dare dei comandi veri e propri, che come in effetti fece ai suoi marinai, ai suoi soldati, è quasi come se si rivolgesse a noi, alzando il braccio in questa maniera e dicendoci qualcosa sulla battaglia di Lepanto. È lo stesso gesto che compie Sebastiano Venier, perché se voi guardate, andiamo a cercare, così io scorro qui, così voi vedete altri dettagli. Sebastiano Venier ci guarda, non è dentro è nella battaglia, è nella sua galera, però si gira verso la sala dello scrutinio, guarda i patrizi veneziani, in questo momento guarda noi e ci dice guardate, alza il braccio, nel senso con un gesto retorico, fa vedere chiaramente sulla sinistra chi tiene il bastone del comando, perché lui è il generale della parte veneziana della flotta alleata. La flotta alleata era composta principalmente da navi spagnole, da navi del papato, ben poche, e la stragrande maggioranza dalle navi veneziane, più altri stati che adesso non vi menziono. Tiene il bastone del comando, la sua classica armatura, ha il mantello dorato che gli venne dato quando ritornò vittorioso a Venezia, non è che andasse in battaglia con questo mantello, insomma, no? Quindi vedete che è un ritratto quasi un ritratto ufficiale, del resto è un ritratto postumo perché Venier era morto, il dipinto abbiamo detto del 1577, Venier muore 10 anni prima, va bene? Quindi qualche cosa ci dice qualcosa e di questo qualcosa ce lo dice anche il Barbarigo. Non credo sia difficile ipotizzare l'invito a seguire l'esempio di Lepanto, sia da parte del Barbarigo, che perse la vita per questa causa, che da parte di Sebastiano Venier, che invece ne riuscì vincitore. E sicuramente dalle cronache che abbiamo e dai resoconti che abbiamo fu uno dei principali fautori dello scontro navale con la flotta ottomana. Perché voi dovete sapere che durante il Cinquecento, quando le flotte si rincorrevano, gli ammiragli erano attentissimi allo scontro, non è che lo cercavano a tutti i costi, perché dovevano sempre avere la situazione più a loro favorevole, perché perdere la flotta a quell'epoca significava spianare la via al nemico che avrebbe poi raggiunto le capitali dei rispettivi imperi o repubbliche. Se Venier e l'armata cristiana avessero perso, non c'era più alcuna difesa navale, va bene? Quella volta non c'erano gli aerei, quindi il dominio dei cieli non esisteva, c'era il dominio dei mari. Il dominio del mare era perso se si perdeva la flotta e quindi si era attentissimi. Sebastiano Venier, rendendosi conto della delicatezza della situazione, perché i turchi avevano reclamato l'isola di Cipro, l'avevano già quasi conquistata, però aveva capito che bisognava affrontare l'armata turca e cercare di sconfiggerla. Badate bene, mai sconfitta fino a quell'epoca. E quindi era un rischio enorme, ma dal quale non ci si poteva sottrarre, secondo le intenzioni di Sebastiano Venier, che non è stato l'unico. Venier è stato un po' il rappresentante di quello che potremmo chiamare il partito veneziano della guerra. Quando uso il termine partito, voi non mi dovete fraintendere, non è il partito che intendiamo oggi. Diciamo, è un gruppo di senatori che nell'ambito dei dibattiti che avvenivano all'interno di questo organismo statale sostenevano
le ragioni della guerra. C'è però anche un partito della pace. Noi sappiamo che c'è stato uno scontro fortissimo, politico fortissimo all'interno del Senato veneziano, perché alcuni addirittura volevano arrendersi alla casa ottomana e quindi cedere l'isola veneziana di Cipro subito, appena venne reclamate e appena le truppe turche sbarcarono a Cipro. Naturalmente molti patrizi veneziani si opposero a questa ipotesi remissiva e si schierarono per affrontare i turchi sul mare. Il partito della guerra era talmente determinato che, e qui c'è Sebastiano Venier, che riteneva di poter affrontare i turchi da soli, cioè solo con le forze della Repubblica. Un altro partito del patriziato veneziano, invece, forse più lungimirante o quantomeno forse più realista, disse che era impossibile sconfiggere una flotta così vasta come quella ottomana senza l'aiuto e senza ricorrere a un'alleanza fra grandi potenze occidentali e cristiane. E presero dei contatti con la Santa Sede e grazie all'interessamento di Papa Pio V si addivenne alla costituzione della Lega Santa, che fu poi quella che formò la flotta cristiana che si impegnò durante la vittoria di Lepanto. Avete un attimo di pazienza che devo passare. Eccolo qua. Qui noi abbiamo il dipinto in diapositiva che vi ho mostrato prima. Adesso velocemente vi faccio vedere questo dipinto invece, che è il Tintoretto, è un aiuto. Non è quello di cui vi parlavo, perché abbiamo detto che la tela del Tintoretto venne distrutta dall'incendio del 1577, però ce ne rimane una che è in collezione privata, che è rispuntata fuori da poco, che qui vedete un particolare. Io purtroppo non ho mai potuto esaminare di persona questo dipinto, comunque sicuramente potrebbe essere, diciamo, molto vicino a quello che il Tintoretto realizzò per il palazzo che venne distrutto dall'incendio, però non siamo mai sicuri. Ma comunque qui c'è sicuramente la mano del Tintoretto, ma anche di un aiuto. Che cosa fa il Tintoretto? Intanto dobbiamo pensare che questo dipinto viene realizzato prima del dipinto del Vicentino. Vi ridico, questo è un dipinto realizzato tra il 71 e il 72, tra la fine del 71, 7 ottobre è la data di Lepanto, e il 72. Cosa fanno tutti questi pittori? Cercano di rappresentare la scena dal punto di vista geografico. Qui vedete le isole Curzolari e il monte del Malcanton. Sullo sfondo c'è la costa greca e qui tutto il teatro con le galere. Va bene, adesso senza entrare nei dettagli di questo dipinto, perché non dobbiamo farlo stasera, però c'è una differenza, anche se le scene alcune sono simili, perché la battaglia è così, le galere, abbiamo detto, si sono scontrate tra di loro, molta gente cadde in acqua, eccetera, eccetera, però possiamo dire una cosa, possiamo fare una valutazione di massima, cioè che nel telero del Tintoretto le persone sono molto piccole, le proporzioni delle persone sono molto piccole e quindi diciamo che diventano anonime. Quindi nel racconto della battaglia realizzato dal Tintoretto quello che conta è l'insieme della battaglia, è la unità tra le galere occidentali che ha fatto sì che si potesse arrivare alla vittoria e che i singoli certamente hanno preso parte a questa grande vittoria, ma non vengono esaltati in questa tela. Si preferisce raccontare da lontano per vedere la scena dal punto di vista panoramico, cosa che invece non fa
il Vicentino, perché il Vicentino addirittura inserisce dentro il suo dipinto dei veri e propri ritratti. Abbiamo visto quelli di Ali, quelli di Venier, di Agostino Barbarigo, ma potrei andare avanti tantissimo. Eccoli qua, finalmente. Ecco, abbiamo a sinistra Muezzin Zade Ali Pascià, che è l'ammiraglio turco, e a destra il nostro Sebastiano Venier, che è il capitano generale veneziano. Ali è intento alla battaglia, perché sta dando delle indicazioni imperiose ai suoi soldati, ai suoi marinai, e quindi è raffigurato diciamo come un personaggio di comando autorevole, imperioso, e molti storici dell'arte che mi hanno preceduto hanno giustamente osservato che è un tipo di raffigurazione molto singolare questa del nemico ottomano, perché voi dovete sapere che all'indomani della battaglia di Ali, che fece una fine orrenda perché venne preso, catturato, lo decapitarono e issarono la sua testa per farla vedere alle altre navi turche, qui in questo caso tutta la ferocia usata nei confronti di questo ammiraglio non viene raccontato, non viene ricordata, anzi è rappresentato, potremmo dire, con un grandissimo rispetto, perché se ne rispettano, se ne esaltano le doti guerriere di comando, va bene? Se ne riconosce in fondo l'appartenenza a un ceto sociale patrizio, anche se non potrei usare questa parola per gli ottomani, però comunque a un personaggio di rango. Qualcuno ha suggerito che questa raffigurazione sia dovuta al cosmopolitismo di Venezia. Venezia è aperta a tutti, aperta al mondo, eccetera, eccetera, no? Secondo me non è così. Secondo me questo qui è il primo segnale di quella influenza, di quella tendenza a tramutare il racconto di Lepeto in qualcosa che serva al presente, perché siccome Venezia è in pace con i turchi da 14 anni, va bene, e questa pace durerà addirittura quasi un secolo, perché verrà spezzata dai turchi solamente a metà del 600 con l'assedio di Candia, occorre rappresentare il nemico, va bene, con il quale però si è stipulata un accordo di pace disastroso per i veneziani, ma adesso non voglio entrare in questi dettagli, però occorre rappresentare il nemico in maniera più che dignitosa, quindi rispettandone la grandezza, la dignità, e quindi senza offenderlo nelle circostanze che invece vennero sollevate all'indomani della vittoria e che vennero descritte in tantissimi libri di storia. E dall'altra c'è il nostro Venier che ci invita a guardare la scena, ad apprezzare che cosa? Apprezzare, usando le parole di alcuni storici, gli indomiti leoni veneziani. Voi pensate per esempio che, vedete che c'è questo ragazzino che sta sorreggendo l'elmo di Sebastiano Venier, no? Il quale, incurante delle frecce, delle archibugiate, della concitazione della battaglia, dietro di lui c'è il trombettiere che dà i segnali per la carica, eccetera. C'è questo bambino, sì, è un'invenzione, in realtà questo qua è il nipotino di Sebastiano Venier, si chiamava Lorenzo, che lui, non so come ha fatto, eccetera, ma comunque si è portato in battaglia. Quindi questo non lo sappiamo di certo perché in più di una cronaca è raffigurato. Quindi voi vedete che il Vicentino oscilla tra il realismo più incredibile fino al dettaglio di questo ragazzino. Se qualcuno di voi conosce qualche dipinto del Venier, per esempio quello di Vienna, del Kunsthistorisch, dove c'è sempre questo paggio che gli tiene a qualche cosa, quello lì è proprio il nipote che l'ha seguito in battaglia, si chiamava Lorenzo, non è una cosa inventata. No? Quindi oscilla tra questo aspetto estremamente realistico, che ai veneziani era noto, chiaramente, perché Venezia poi alla fine era piccola tra i patrizi, va bene? E invece queste come dire, licenze poetiche, ma forse dettate anche da necessità diplomatiche, politiche. Adesso vedremo se funziona questa ipotesi. Eccoli qua.
gli stemmi di cui vi parlavo. Questa è una ricostruzione che mi sono permesso di fare per aiutarvi. Non abbiate paura, non parleremo di tutti i personaggi, ma vi voglio solo far vedere che nel dipinto sono disseminati tutti questi blasoni di famiglia, e facendo una piccola ricerca sui blasoni veneziani si riesce a capire la famiglia. Poi, leggendo gli elenchi dei personaggi presenti a Lepanto, si fa 1+1 e si riesce a capire che, per esempio, qui in alto a sinistra c'è Francesco Duodo, perché Francesco Duodo, di lui adesso spendo 2 parole perché è importante per la battaglia di Lepanto, era il capitano delle galeazze. Le galere occidentali, le galere della Lega Santa, oltre al loro schieramento che poi vedremo, avevano davanti a loro 6 navi allestite dai veneziani ai comandi di Francesco Duodo, ed erano chiamate galeazze, ed erano delle navi particolari, intanto di grande tonnellaggio e comunque armate, diremmo così, molto fino ai denti, nel senso che avevano i cannoni non solo a prua e a poppa, ma soprattutto sulle fiancate. Voi dovete pensare che le galere che noi vediamo in questo combattimento non avevano i cannoni sulle fiancate, perché le fiancate erano occupate dai rematori e dai remi, quindi non era possibile allestire delle cannoniere sui fianchi. Le galere avevano al massimo 3 cannoni sulla prua, punto e basta. Quindi poi dopo era anche per questo che ingaggiavano un combattimento ravvicinato. Le galeazze invece no, e furono una vera e propria sorpresa, perché i turchi, che pensavano fossero navi da trasporto, ci passarono in mezzo allegramente, ma quando furono in mezzo alle galeazze furono falcidiati. Dalle prime valutazioni, dalle valutazioni generali che fanno gli storici, si dice che almeno 1/3 della flotta turca sia stato affondato solo dal tiro incrociato delle galeazze. Ecco, qui per cui chiaramente il capitano delle galeazze deve essere sicuramente ricordato proprio per il contributo fondamentale dato alla battaglia. Non mi soffermerò sugli altri, ma vi voglio far vedere qui, in questo punto, che è raffigurato il capitano generale delle navi mandate dal Papa, dalla Santa Sede, che è Marcantonio Colonna. Marcantonio Colonna sulla propria galera issa il vessillo con il crocifisso che gli era stato affidato dal Papa stesso. Marcantonio Colonna ebbe un ruolo fondamentale anche politico-diplomatico in tutta la vicenda, ma su questo adesso non posso dilungarmi. E qui di fianco, vedete questo personaggio, anche qui vedete, nonostante siano lontani, si cerca di raffigurarli in modo ritrattistico, anche se sono un po' più piccoli. Questo qui è l'ammiraglio della flotta della Lega, ed è Don Giovanni d'Austria. Qui lui ha sulla sua nave i 3 stemmi delle 3 potenze maggiori e ci guarda anche lui, Andiamo avanti, ci sono tanti altri stemmi. Qui ritroviamo Agostino Barbarigo, che abbiamo visto prima nell'ingrandimento. Ce ne sono tanti altri, ognuno di loro ha una storia che adesso non vi narro, ma che possiamo ricavare ripercorrendo i racconti che ci sono stati fatti, in molte cronache manoscritte, ma anche in molti testi a stampa di dominio pubblico dell'epoca. Qui altre di questi stemmi, sono parecchi, adesso non mi ricordo il numero, comunque sono stati individuati, vedete, i personaggi, i capitani al comando delle galere che issano questi stemmi. Facciamo una piccola pausa per cambiare argomento, ma non più di tanto. Questa che vedete è una incisione tra le più fortunate dell'epoca, è stata stampata da un editore che si chiamava Domenico De Franceschi nel 1572, aveva una bottega a Rialto. Perché fu fortunata? Perché di incisioni su Lepanto ce ne sono tante, veramente tante. Ma questa qui, assieme ad un'altra, questa incisione raffigura le
galere e tutta la battaglia che si è svolta nel teatro di Lepanto, ma mette addirittura delle didascalie, inserisce delle didascalie con i nomi dei capitani. Cioè praticamente ha fatto il lavoro che io ho dovuto rifare sul Vicentino, perché partendo dallo stemma, va bene, ma anche dal racconto diretto, perché qui Franceschi e gli incisori che hanno realizzato la silografia hanno avuto la possibilità di sentire descrivere la battaglia dai principali protagonisti, in particolare da un nobile che si chiamava Onfray Justinian, che venne mandato immediatamente dopo la battaglia da Sebastiano Venier ad annunciare la vittoria a Venezia. Quando poi lui scese iniziarono i festeggiamenti. Ecco, questa incisione è molto curiosa proprio perché è fortunata, dicevo, proprio perché a chi non era presente sul luogo mostra, quasi come se fosse un gioco di ruolo, mostra dove erano i protagonisti, in particolare dove erano i protagonisti veneziani, ma non solo, perché De Franceschi vuole vendere la sua incisione un po' ovunque e quindi mette anche i nomi degli altri partecipanti alla Lega Santa, quindi anche quelli dei genovesi, non molto ben visti dai veneziani, quelli degli austriaci, quelli dei tedeschi, quelli degli spagnoli soprattutto, dei maltesi, eccetera, eccetera. Ecco, entriamo nel vivo del mio ragionamento, che per farlo voi dovete pazientare qualche minuto perché vi devo far vedere che cosa è successo a Lepanto tramite incisioni dell'epoca. Questa qui che vedete è un'incisione di un altro editore che si chiamava Camoccio, va bene? Che mostra gli schieramenti di partenza delle due flotte, delle due compagini navali. Noi guarderemo lo schieramento occidentale, quello cristiano della Lega Santa. Vedete che qui davanti ci sono le 6 galeazze, sono 336, di cui vi dicevo prima, galeazze comandate da Francesco Duodo. Poi abbiamo un'ala a sinistra, detta anche corno sinistro, con Agostino Barbarigo, che abbiamo visto prima, un corno destro che è capitanato da Giovanni Andrea Doria e il centro della battaglia che con dietro una squadra di soccorso, capitanato naturalmente da Don Giovanni d'Austria. Don Giovanni d'Austria è in realtà l'ammiraglio, è il comandante di tutta la flotta, che proprio per questo sta al centro. Qui la disposizione dei patrizi e dei nobili che hanno partecipato alla battaglia è dovuta anche a una questione di rango, perché è una mentalità che noi non abbiamo, o perlomeno l'abbiamo perduta, no? Cioè il generale, l'ammiraglio in capo della flotta della Lega Santa non può stare su un'ala o sull'altra o deve stare nel posto più pericoloso, ma anche più vantaggioso, perché al centro io posso vedere da distanza relativamente ravvicinata l'andamento di tutta la battaglia, ma comunque al centro sta il generale, va bene? Ai fianchi della galera di Don Giovanni d'Austria stanno i 2 ammiragli in seconda, cioè Marcantonio Colonna per la Santa Sede, per il papato, e Sebastiano Venier per Venezia, che sono le 3 potenze principali che hanno partecipato alla battaglia. Quindi abbiamo qui il centro dello schieramento. Qui ho ingrandito quella incisione di Camoccio, poi ho preso un elenco dei partecipanti alla battaglia, va bene, ci sono degli elenchi che dicono il nome della imbarcazione, l'insegna che issava e soprattutto il capitano. Allora noi vediamo che queste 3 galere che vediamo al centro sono segnate anche dal Camoccio, che è informatissimo naturalmente, sono Sebastiano Venier, Don Giovanni d'Austria al centro e Marco Antonio Colonna sotto, va bene? Siccome la direzione è da sinistra a destra, va bene? Marcantonio Colonna è a dritta e voi vedete che invece Sebastiano Venier è sull'altro fianco di Don Giovanni, va bene? Cioè chi sta alla destra ha un gradino in più
di chi sta alla sinistra, che ha un gradino in meno, come una premiazione alle Olimpiadi, tanto per capirci, no? Perché fa parte della mentalità formale aristocratica dell'epoca. Ma facciamo attenzione, cercate di memorizzare queste posizioni, perché adesso ne vedrete delle belle. Ci sono altre incisioni, abbiamo detto, della battaglia. Per esempio questa è una di Battista Franco, un bravissimo intagliatore, che è stata pubblicata da Domenico Zenoni. Vedete, più o meno la data è 71-72, proprio nei mesi successivi alla vittoria. Questo è interessante, questa incisione, perché oltre agli schieramenti, perché molte navi sono ancora ai posti di partenza, dovremmo dire, no? Al centro e sui lati qualcuna si è già mossa, quindi ci sono le prime avvisaglie, le prime scaramucce. A noi non interessa tutto, interessa il centro. Al centro cosa succede? C'è la nave, la galera di Don Giovanni d'Austria che si è avanzata e si sta scontrando direttamente con quella di Ali Pascià. Don Giovanni d'Austria si scontra direttamente con Ali Pascià. Dietro Don Giovanni, a un tiro d'archibugio, potremmo dire, si muovono le due navi che abbiamo visto. Questa qui in alto, se vi ricordate lo schema di prima, è Sebastiano Venier e questa qui è Marcantonio Colonna. Questo Battista Franco, siamo a Venezia, siamo a Venezia. Cosa racconta? Racconta che durante la battaglia iniziò con lo scontro diretto fra le navi ammiraglie seguite dalle rispettive navi di copertura, potremmo dire così. Ecco qua, questo è un dettaglio ingrandito, va bene? Qui c'è Don Giovanni d'Austria, qui c'è Ali Pascià, si stanno scontrando prua contro prua e qui le due navi che sono indietro. Non so se qualcuno di voi ha un po' di memoria visiva e ricorda il dipinto del Vicentino dove si vede la galera rossa di Sebastiano Venier che investe la galera di Ali Pascià. Le incisioni dell'epoca non ci raccontano quello che ci racconta il Vicentino. Io incomincio a mettervi un po' la pulce nell'orecchio. Ecco, andiamo avanti. Succede improvvisamente, cioè mentre il Camoccio e soprattutto il Giambattista Franco ci danno questa versione, che è una versione che coincide con i resoconti degli storici, va bene? Cioè prua contro prua dei due ammiragli e poi a seguire le altre due navi di appoggio. Domenico De Franceschi, che è la incisione che abbiamo visto prima, ci dà una versione diversa, completamente diversa, che è questa che adesso vi ingrandisco. Adesso per voi sarà un po' difficile perché vedete che c'è un caos totale, però se aguzzate gli occhi ci riuscite. Un po' vi aiuto con queste didascalie che io ho inserito. Questa qui è l'ammiraglia di Ali Pascià, va bene? Ve la sto indicando con la manina del mio mouse, Ali Pascià. Quindi ci siamo perché arriva da destra e va verso sinistra. Questa qui è il cassero di poppa praticamente di Don Giovanni d'Austria, va bene? Tanto è vero che qui ci sono 3 fanò, il terzo non si vede dietro, ma comunque c'è la didascalia. Quindi De Franceschi è molto utile perché ci mette i nomi e ci dà la versione. Quindi io compro l'incisione di De Franceschi, sono a casa comodo a Venezia, nel mio palazzo patrizio, e vedo, ecco guarda, è successo questo, Ali Pascià e Don Giovanni d'Austria, eccetera, eccetera. Ma se io guardo attentamente c'è qualcosa di nuovo, perché a speronare a metà della fiancata la galera di Ali c'è Sebastiano Venier. C'è Sebastiano Venier. Ma non solo, si racconta qualcosa che mi fa venire qualche dubbio. Non dico che non sia vero, non fraintendetemi, ma si fa un'operazione tipicamente propagandistica, perché se voi ricordate, la galera di Sebastiano Venier non era in quella posizione, ma dall'altra parte. Che cosa ha fatto De Franceschi e il suo incisore? Hanno preso la galera di Sebastiano Venier, che sarebbe stata dietro quella di Ali, quindi si sarebbe vista molto poco, e l'hanno spostata dalla parte opposta, cioè hanno invertito Colonna con Venier.
cosa mai avvenuta, perché lo sappiamo, questo è certo, anche perché le partenze erano diverse. E non è che hanno fatto il giro tondo e si sono scambiate le posizioni. Quindi noi vediamo che in realtà queste incisioni, che noi spesso prendiamo per buone, perché magari coincidono con i resoconti, hanno delle omissioni, hanno delle piccole variazioni che sono dovute a intenti propagandistici, perché se io stampo un'incisione della battaglia di Lepanto a Venezia, va bene? E corre voce che Sebastiano Venier abbia investito la galera del nemico principale Ali Pascià, lo devo far vedere chiaramente, non posso renderlo difficile da percepire e da individuare nella congerie del combattimento. Quindi questa è la prima variante, la prima variazione che interviene nel racconto figurato di Lepanto. Allora, vediamo di riassumere, questo è uno schemino, no? Non so se qualcuno di voi si diletta di battaglie, di schemi di battaglie. È uno schemino che vi ho preparato per ripassare un po' tutto. Questa è la disposizione delle navi ammiraglie all'inizio, prima dell'inizio della battaglia. Quindi abbiamo il Venier qua, colonna sotto, a dritta, e Don Giovanni d'Austria al centro, davanti Ali Pascià. Questo è lo schieramento iniziale. Su questo non c'è dubbio, tutte le fonti coincidono. Qui invece vi ho fatto uno schemino su De Franceschi. De Franceschi abbiamo detto che cosa fa? Inverte, perché il colonna che sta in questa posizione lo porta di qua, e il Venier che stava di qui lo porta di qua. Fa prua contro prua Don Giovanni Ali Pascià, però fa vedere Venier che arriva e sperona Ali Pascià sulla fiancata. Ritorniamo indietro, forse adesso è più chiaro. No? Vedete che qui c'è Ali Pascià e qui c'è Venier che arriva dritto su questa imbarcazione. Vediamo, ritorniamo al Vicentino. Vicentino fa ancora di più, perché mi inverte la direzione della galera di Ali, perché Ali, anziché provenire da destra, perché il suo schieramento è a destra, e andare verso sinistra, e qui è invertito, perché Ali proviene da sinistra e va verso destra. Va bene? E qui vedete che c'è Venier che arriva e sperona la galera, la sultana, la cosiddetta sultana, è il nome della galera di Ali. Ma il Vicentino, abbiamo detto, inserisce anche, ci fa vedere che alla battaglia sono presenti anche gli altri ammiragli, perché qui ci fa vedere il Barbarigo, qua ci fa vedere Marcantonio Colonna e qua ancora Don Giovanni d'Austria. Ci avviciniamo un po' per capire meglio, perché se io guardo Colonna non è lontano, magari un paio di galere di distanza dallo scontro cruciale, mentre invece molte cronache narrano che il Colonna fu tra coloro che speronarono la nave di Ali. Ma quali sono le cronache che raccontano questo? Sono le cronache degli autori vicini alla Santa Sede. Se io invece vado a leggere le cronache spagnole, spesso e volentieri raccontano che l'unico che affrontò la galera di Ali fu Don Giovanni d'Austria, cioè la Spagna. Se io vado a leggere le cronache veneziane, invece, e anche i dipinti veneziani, scopro che la galera di Ali venne investita addirittura, secondo il Vicentino, dal solo Venier. Perché se voi guardate, il Colonna è fuori dalla mischia, è qua giù lontano, e Don Giovanni d'Austria non va con la sua galera, non va minimamente a intercettare la galera di Ali, ma un'altra galera turca, sembra che combatta con qualcun altro. Ma allora come sono andate le cose? Perché quello di stasera non è solo un discorso su un dipinto, quello di stasera è un discorso sulla verità storica. Perché io ho in mano documenti scritti, documenti a stampa, incisioni, dipinti di un episodio
cruciale, simbolico direi, perché potrei addirittura dire che la battaglia di Lepanto è un archetipo non solo di Venezia, ma dell'intero Occidente, Infatti io ero titubante a parlare di questo, perché spesso e volentieri magari qualcuno può fare dei confronti su quello che sta succedendo adesso. A me non interessa parlarne adesso perché il mio compito è un altro, ma il 7 ottobre 1570, ma soprattutto la data del 7 ottobre, è una data che ancora è sentita. Vi cito, il 7 ottobre, cos'è stato? Nel 2000, adesso non vi ricordo bene la data, 2000, vediamo se l'ho segnata. Comunque il 7 ottobre è stato il giorno in cui le truppe americane hanno invaso l'Afghanistan. Il 7 ottobre è il giorno in cui le truppe di Hamas hanno fatto quello che comporta tutto quello al quale stiamo assistendo. Cioè, quindi questa data è una data che ha una carica, una valenza simbolica enorme. Ma, ripeto, non è il tema di questa sera. Per i veneziani di allora, nel 1587, però, che avevano appunto, come dicevamo all'inizio, stretto un'alleanza una pace con la Casa Ottomana, significava dare una versione della battaglia a proprio uso e consumo, al di là poi della verità storica e di quanto avvenne lì in quello scontro. Certamente non fu il solo Venier a salire a lì, questo sicuramente lo sappiamo. E tra l'altro nel dipinto si dice anche qualcosa di più, perché se voi guardate questo dettaglio, vediamo se questa diapositiva si vede meglio, questo dettaglio, ci sono alcuni soldati veneziani che addirittura entrano dentro la galera di Ali, cosa che invece noi sappiamo aver fatto più volte i soldati guidati da Don Giovanni d'Austria. Quindi voi vedete che il dipinto del Vicentino, per quanto sia, è un dipinto che da un lato raffigura la realtà di Lepanto, molte circostanze, tutti i personaggi, tutti i patrizi, incita alla supremazia di Venezia sul mare, e quindi incita le famiglie a perseguire quell'antica strada che ha segnato le origini e la grandezza di Venezia, però dallo stesso lato introduce nel resoconto di Lepanto alcune alterazioni, alcune esagerazioni e soprattutto omissioni, perché appunto a conquistare la reale, la sultana di Ali Pascià non fu certamente il solo Venier. E io qui, per concludere, se avete pazienza, 2 minuti, ho un documento che potrebbe servirci a dirimere un po' la questione, ed è la relazione presentata da Sebastiano Venier quando, ritornato dal suo generalato, ritornato a Venezia, il 29 dicembre del 1572 si è presentato al Senato e ha fatto una relazione, come dovevano fare tutti i provveditori veneziani. Di ritorno dovevano presentarsi e relazionare il loro operato. Una relazione molto lunga, io vi leggo solo quella che ci interessa più da vicino, cioè quella dello scontro. Il problema è: Venier dice la verità o cambia qualcosa? La leggiamo. Onde l'armata si partì, et schivando le galee grosse, che sono le galeazze, venne verso di noi et noi verso di loro. Sono le 2 armate che si affrontano. All'incontro di noi capitani erano 4 fanò, cioè 4 imbarcazioni di rango. Don Giovanni investì il Bassà a lì. Quindi Sebastiano Venier ci dice quello che già sapevamo dalle incisioni, va bene?
Don Giovanni investì il Bassà Ali, prova per prova, cioè prua contro prua, e Tio all'albero. Quindi Venier ci dice che lui ha investito la nave di Ali sul punto in cui si vede. Et 4 galee vennero per investire al lato Zanco, cioè a sinistra, et Dio volse che tutte mi andarono per puppa. Cioè praticamente mentre Venier stava compiendo questa manovra di investimento, venne investito da altre 4 galere a poppa per la velocità, va bene, che impedirono di portare a termine tutta la manovra. Si voltorono al lato destro, in quello sopraggiunsero quelli 2 valorosissimi gentiluomini, Messer Catarin Malipiero et Messer Zuan Loredan. Cioè il Venier, investito da queste 4 galee a poppa, chiama soccorsi e chiama questi due veneziani, questi 2 capitani, che avevo mandato a chiamare, e ti investirono 2 di quelle galee, et valorosamente combattendo tutti 2 furono morti. La mia galea con l'artiglieria, archibusi e archi, non lasciò passare ni un turco dalla puppa del Bassà alla prova. Praticamente disse che, coprendo con il fuoco e con le frecce, bersagliando la poppa di Ali, la galera veneziana ha impedito che ci fossero dei soccorsi da poppa, perché una tecnica di battaglia era quella di far salire truppe fresche dalla poppa in modo che lo scontro sulla tolda della nave potesse essere rinnovato. Dice, per il che, questo è un passaggio cruciale, per il che Don Giovanni ebbe largo campo di montar e conquistare il Bassà, il quale fu morto nella battaglia. E posso dire con verità che se non fosse stata la mia galea, così facilmente non conquistava il Bassà. Cioè lui dice, Ali è stato sicuramente preso da Don Giovanni, ma se non ci fosse stato il mio fuoco di copertura, diciamo in termini moderni, non avrebbe potuto farlo. In realtà le cose non andarono proprio così, ma adesso non vi voglio tediare, perché abbiamo altre fonti sicure dove Don Giovanni d'Austria venne appoggiato da altre navi, dalle navi messe a poppa come soccorso. Io, oltre il combattere a prua, combatteva con le galee, una al lato destro e l'altra un poco più per puppa. Finalmente i miei montarono sopra e vedendo io Don Giovanni un poco discosto da me, che combatteva, volsi andarlo ad aiutare, ed in quello el si sbrigò ed fu finita la battaglia, che durò ore 3 et più. Quindi, dalla testimonianza di Sebastiano Venier, noi possiamo sostenere che la nave di Ali, la galera di Ali, non venne presa solamente dal Venier, ma viene presa principalmente da Don Giovanni d'Austria, e il vicentino ce la figura esattamente l'opposto. Ma questo era richiesto dall'epoca in cui il vicentino dipinge, perché nel 1587, negli anni a seguire, Venezia, lo ripetiamo per l'ennesima volta, era in pace con i turchi, ma era entrata in un profondo dissidio, conflitto politico con gli Asburgo e con la Spagna lungo il confine con i territori milanesi, Bergamo e Brescia, e con gli Asburgo per le rivendicazioni che gli Asburgo continuavano a rivendicare, a chiedere un diritto di libertà di navigazione nell'Adriatico. Quindi queste 2 potenze, la prima attraverso l'ammiraglio, cioè quindi gli Asburgo e Don Giovanni d'Austria, la seconda per le galere che aveva prestato per la battaglia, con queste 2 potenze erano completamente cambiati i rapporti politici. E proprio per questa ragione il vicentino, ma probabilmente su richiesta di Contarini e Marcello, non consentì, possiamo dire, a Don Giovanni e a Marcantonio Colonna di partecipare alla conquista della galera di Ali. Grazie.
come al solito, se qualcuno di voi ha ancora un po' di pazienza, io, se volete, posso rispondere a qualche domanda. Dovresti prendere il microfono così si sentono tutti. Sì, dicevo, sul quadro del Vicentino però le posizioni delle galere sono corrette? Il quadro? Non ho capito. Sul quadro del Vicentino le posizioni delle galere tornano ad essere corrette anche se viene invertita la visuale destra-sinistra. Sì, è vero, perché lui ha invertito a lì e quindi il Venier investe dal lato giusto. Però facendo questo ha fatto un'operazione incredibile, perché tutto il teatro della battaglia è corretto, cioè qua giù in fondo c'è il meridione, qua giù c'è il nord, ci sono le isole Cuzzolari, di qua c'è il golfo di Lepanto, cioè la scena per intero, se vista per intero, è corretta secondo la geografia del tempo. Per far vedere meglio questa cosa, il Vicentino ha girato solamente la galera di Ali e quella del Venier, ma cosa che non aveva mai fatto nessuno. L'unico che aveva fatto una cosa del genere era Domenico De Franceschi, però il Domenico De Franceschi mantiene la nave di Ali sulla sua rotta, tanto per capirci. Grazie. Altre domande? Sì, sì. Sì, ho un'altra rimozione, anzi la ringrazio per la domanda, un'altra rimozione del Vicentino, è che lui, guardi, adesso vediamo, possiamo andare indietro qua. Mentre le incisioni che raffigurano gli schieramenti mostrano l'intero schieramento, quindi anche lo schieramento del corno destro, il corno destro era stato affidato a Gianandrea Doria. Il Vicentino, nella sua rappresentazione, elimina completamente il corno destro. Per avvicinarsi di più al centro, per avvicinare l'osservatore al centro, tutta la parte sud, tutta la parte meridionale del teatro di battaglia viene eliminata. Uno dice, beh sì, l'ha fatto perché così con questo espediente ci porta più vicino al Venier. Sì, però non funziona. Mi dica. Quando gli esiti erano incerti, i galeoni della Repubblica di Genova si sono allontanati, si stanno allontanando dalla scena. Qualcuno dice perché, per il presupposto che lei prima ha accennato, per salvare la flotta, qualcun altro dice, per i genovesi, per trovare una miglior posizione strategica all'interno della contesa. Però volutamente, probabilmente, questo è stato lasciato in disparte anche perché bisognava recuperare un fatto gravissimo che è l'antefatto della partecipazione proprio enfatica da parte della Repubblica della Serenissima per rivendicare quello che è successo a Famagosta, perché ricordiamoci che nell'agosto del 1571 Marcantonio Bragadì ha capitolato nella fortezza veneziana di Samagosta quando Venezia non era preparata per portare gli aiuti in difesa dei turchi di Ali Pascià, dell'aspetto di Pascià, che poi si dice che l'abbia preso, spogliato, l'ha preso sul pedone dell'ammiraglia, dell'altro maestro dell'ammiraglia. Quindi in questo c'è una fotografia che rappresenta il riscatto, diciamo, eccezionale. Ma quindi mi pare che siamo d'accordo, perché il Vicentino elimina Doria. Su cui però c'era forse senso di rivalsa, e anche perché da quel momento in poi la cultura occidentale ha prevalso su quella turca. Il 7 di ottobre non è un caso, come lei accennava prima, l'Afghanistan non è un caso il fatto terribile di quello che è successo in Israele.
l'integralismo, quello che si chiama integralismo, si rifà a quello che era precedente al giorno 7 di ottobre, quando le forze occidentali sono state preponderanti e hanno fatto prevalere la loro cultura nei confronti dei culti. Io credo che queste belle rappresentazioni abbiano voluto proprio all'arte lasciare in disparte tutta questa parte proprio per quella parte che diceva lei, la parte della propaganda che doveva riscattare quello che era successo proprio nel film. E quello che ho sostenuto, cioè nel senso che il dipinto del Vicentino è un dipinto di propaganda, ma lo erano anche quelli prima del 1572, è però un dipinto di propaganda che tiene conto del momento politico internazionale, perché mentre nel 1571-72 nelle incisioni per esempio si vede Don Giovanni d'Austria, il campione di Filippo II, che assale e investe il nemico e non faceva problema a nessuno, perché in quel momento, nel 71-72, i veneziani erano alleati con la Spagna e quindi non si poteva sostenere un'ipotesi diversa nelle incisioni dell'epoca. Quello che ho voluto dire stasera è che 14 anni più tardi cambiano anche le versioni della battaglia di Lepanto, perché Venezia, ma non è una condanna, è una constatazione di quello che abbiamo, c'è un modo di esaminare i dipinti, le immagini. Venezia usa la storia non solo per creare il proprio mito e la propria immagine, ma anche per coltivare le relazioni e le alleanze che ha in quel momento, non in assoluto. E in quel momento le relazioni di Venezia erano completamente cambiate. Quindi se noi vogliamo leggere i dipinti e le opere d'arte su Lepanto, dobbiamo vedere in che epoca sono stati realizzati, perché a seconda dell'epoca in cui sono stati realizzati Venezia usa un lessico diverso. Questo era, diciamo, l'intento di questa sera. Poi mi lasci dire, perché lei ha sollevato tantissime questioni dove bisognerebbe avere tanto tempo, ma ne prendo solamente una. E ripeto alcune cose per il pubblico, perché vedo che lei è abbastanza informato sull'andamento della battaglia. Allora, le cronache ci dicono che durante la battaglia Gianandrea Doria, vedendo lo schieramento opposto turco spostarsi al largo e cercando di evitare una manovra di accercamento, si è allargato anche lui, però si è allargato talmente tanto che ha creato una distanza troppo grossa con il centro della battaglia della Lega Santa e una parte dei turchi si è inserita in questo spazio ed è riuscita a catturare delle galere della Lega Santa e hanno fatto macelli, perché hanno per esempio catturato la galera di Malta, hanno affondato alcune galere veneziane che erano dislocate in quel corno lì, eccetera, eccetera. Allora, per questa manovra, Gianandrea Doria è stato subito dopo accusato di codardia, di non voler rischiare le proprie navi perché erano le sue personali, non erano di Filippo II, eccetera, eccetera. E ricevete delle critiche ferocissime anche dallo stesso Papa, c'è il biografo del Papa che dice peste e corna di Gianandrea Doria. E tutti dicono male di Gianandrea Doria, meno che i veneziani però. Perché se lei legge le cronache tra il 1571 e il 1580, quelle veneziane, non se la prendono con Andrea Doria. Perché alcuni testimoni sostengono che poi Andrea Doria è ritornato indietro e ha combattuto valorosamente e ha consentito di recuperare e di salvare molte imbarcazioni, quindi a quello che poteva sembrare un errore personale, di valutazione personale, ha rimediato, ma ha dovuto farlo perché i movimenti, il vento, eccetera, sono stati, l'hanno costretto a fare quella manovra. La cosa, quindi Venezia agli inizi non dice niente su Giovanni Andrea Doria e non è che gli stesse tanto simpatico, perché Gianni Andrea Doria nel 1570, quando la flotta, diciamo, alleata stava discutendo sulla possibilità di soccorrere Cipro, che lei ha menzionato, Gianni Andrea Doria si è rifiutato, perché diceva è impossibile
tecnicamente è impossibile fare questa operazione, quindi noi ritiriamo le nostre navi, e lì fu inviso a tutta la Repubblica per questo. Però nonostante questo astio da parte di Venezia, perché Gianandrea Doria impedì i soccorsi, va bene, nonostante questo, gli anni subito dopo i veneziani non se la presero con lui, perché avevano capito che la sua manovra non era proprio tanto dettata da codardia. Ecco. La cosa incredibile però è che anni dopo viene completamente dimenticato, perché qui viene escluso, mentre per esempio vediamo il Barbarigo, che era il comandante del corno sinistro, il Doria non esiste, proprio è sparito, perché le relazioni politiche tra Venezia e Genova erano pessime. Quindi praticamente qui in questo dipinto si intesse un racconto diverso. Sì. Sì. Tutti gli storici dicono questo, cioè nel senso che Lepanto non servì quasi a niente. Io non sono d'accordo, perché anche se capisco perché abbiano sostenuto questa tesi. Tanto per capirci, la flotta turca venne quasi letteralmente distrutta. Riuscirono a salvarsi solamente tra i 30 e i 40 vascelli, 40 galere, e pochi mesi dopo i turchi si ripresentano in mare con una flotta ancora più numerosa. Quindi gli arsenali di Costantinopoli deve aver marciato a una velocità impressionante che fece scalpore in tutti quanti. Se poi dovessimo ripercorrere alcuni episodi di scontri navali negli anni successivi, vediamo che i turchi diedero del filo da torcere, ma soprattutto gli spagnoli, perché appunto avevano stretto la pace con Venezia. E i turchi stessi poi dilagheranno in continente, assedio di Vienna, poi dopo ci sarà la guerra di Candia, eccetera, eccetera. Quindi apparentemente sembra che Lepanto sia servita a ben poco. In realtà non è così, perché è stata la prima sconfitta cocente, disastrosa comunque, perché è vero che hanno potuto ricostruire tutta la flotta in meno di un anno, ma è anche vero che hanno perso tutte le truppe più addestrate, e quelli lì, e i rematori più addestrati, i comandanti più addestrati, e quelle cose non si formano in poco tempo. Quindi sicuramente subirono una sconfitta gravissima che li ha portati a una politica militare marittima più prudenziale, meno avventata, perché uscivano da una serie ininterrotta di vittorie navali in tutto il corso del Cinquecento. Quindi l'importanza di Lepanto è stata quella di aver rotto in maniera eclatante la supremazia ottomana sul mare, che quella volta significava tantissimo per le ragioni che vi ho detto prima, no? Perché
il dominio dei mari significava dominio di qualsiasi guerra, come adesso per esempio come avviene con il dominio dei cieli, insomma. Ecco. Questa è la prima considerazione. Poi c'è una considerazione per Venezia, che non è tanto di tipo pratico, perché parlavo di pace disastrosa. Dovettero dare indietro tutti i villaggetti che conquistarono, anche grazie all'impulso di Venier. Dovettero pagare, mi pare, 300.000 ducati di ammende, riparare i danni di guerra, eccetera, eccetera. Adesso non voglio farla lunga. Vi dico solo un dato. La Repubblica di Venezia ogni anno riceveva nelle proprie casse statali 500.000 ducati da Cipro, va bene? Un anno 500.000 ducati, questo è un conto fatto dai veneziani. Per la sola guerra di Cipro, Venezia spese 12 milioni di ducati, cioè 24 volte gli introiti annuali che derivavano da Cipro. Questo è, quindi più disastroso di così non si può dire. Poi tra l'altro perdendo l'isola. La perdita dell'isola per Venezia fu tragica non solo dal punto di vista di tutte le vicende umane, eccetera, ma anche dal punto di vista istituzionale, perché quando Venezia acquisì l'isola di Cipro con la famosa donazione della regina Cornaro, che qualcuno di voi conoscerà, aver il regno di Cipro significava avere proprio una corona, cioè diventare testa coronata. Nel diritto dell'epoca le teste coronate, che sono quelle famose appunto, non so, della Spagna, degli Asburgo, della Francia, eccetera, eccetera, le teste coronate avevano diritto di sedere ai tavoli di pace di qualsiasi guerra, va bene, anche se non avevano fatto poco e niente, per trattare la pace. Quindi era un po' una specie di ONU, chiamiamo adesso proprio, sto semplificando, no? Quindi Venezia, nonostante sì, la sua potenza, la sua ricchezza, ma territorialmente limitata, grazie all'acquisto di Cipro ebbe questo grandissimo privilegio di sedere al tavolo delle trattative di qualsiasi concordato di pace, il che era un vantaggio enorme. Per dirvi, voi sicuramente avrete sentito parlare delle vicende del Concilio Tridentino. Il Concilio Tridentino, molti cardinali fecero rimostranze perché Venezia non poteva partecipare al Concilio, perché era un diritto che era riservato appunto alle teste coronate. I veneziani con i propri avvocati dissero che loro la corona ce l'avevano, era la corona di Cipro e per questo avevano diritto di sedere anche a quel tipo di manifestazione, che non era un trattato di pace ma era qualcos'altro. E è servito qualcosa, nonostante i disastri che ho elencato? Certamente che è servito qualcosa. Prima di tutto a rinsaldare lo spirito di Rivas, lo spirito, chiamiamolo guerriero, di Venezia, della Repubblica di Venezia, del patriziato, quindi a coalizzare, a unificarlo, perché il patriziato poi in Senato era anche spesso diviso, a rinsaldare il patriziato con la popolazione per questa vittoria, ma soprattutto, e questo è il punto che secondo me gli storici non hanno abbastanza valutato, che questa vittoria ha riportato autorità a livello internazionale sul peso che Venezia, al di là del fatto che avesse o meno una corona, sul peso che Venezia aveva nei fatti nel dominio dei mari. Perché poi, anche se le cronache non lo ammettono, eccetera, ma Filippo II, Don Giovanni d'Austria e Marcantonio Colonna capirono benissimo il contributo dato dai veneziani durante la guerra di Lepanto e la capacità di Venezia di predisporre navi da guerra armate secondo i criteri più avanzati. Noi sappiamo che le artiglierie veneziane erano tra le più avanzate del momento e questa qui, per esempio, la superiorità delle artiglierie della Lega Santa contro i turchi è stato un altro degli elementi che hanno portato sicuramente alla vittoria. Il fatto che tutti dal vivo a livello internazionale abbiano visto la potenza di Venezia, la potenza di fuoco di Venezia, ha indotto a riconsiderare il peso che questa
città, questa Repubblica poteva ancora avere e sostenere nell'ambito del controllo dei mari, quantomeno dei mari del Mediterraneo orientale, ma soprattutto dell'Adriatico. Allora vi ringrazio e vi auguro buonasera.